Al tuo nome diamo gloria e onore, Signore. Padre Santo, tu ci hai dato l'autorità che viene da te, non l'autorità nostra. Noi crediamo nel tuo Figlio Gesù e crediamo che per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Questo è quello che ci dice la tua parola. Io proclamo guarigione nel nome di Gesù e sgrido questa malattia di allontanarsi completamente. Padre, nel nome di Gesù, che questa sera ci sia la tua potente mano, che tu sei il migliore chirurgo che possa esistere, perché tu conosci ogni cellula della sua vita, Signore. Tu puoi rinnovare ogni cosa, Padre, ti preghiamo nel nome di Gesù, che questa sera lui sia libero. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Accomodatevi. Gloria a Gesù. Signore, benedici lo studio di questa sera, la tua parola. Signore, noi ti ringraziamo per il tuo Santo Spirito, che è il nostro insegnante. Abbiamo un solo insegnante, lo Spirito Santo. Signore, grazie per il quoziente di intelligenza che hai dato ad ognuno di noi. Ma tu soltanto, Signore, sai parlare ai nostri cuori con semplicità. Questa sera noi vogliamo ancora un po' conoscere ancora un po' di più della tua parola, della tua preziosissima parola. Spirito Santo, guidami, guida la mia lingua, guida il mio cuore, la mia mente, Signore, e fa che anche l'uditorio questa sera possa ricevere e possa magari essere liberato questa sera dai nostri giganti. Ti ringraziamo, Padre, benedici coloro che non sono potuti essere qui questa sera con noi. Signore, benedici anche quelli che stanno per arrivare. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Ci siamo, sono le 8:30. Vedo che man mano arrivano sempre di più. Siete contenti che questa sera ho voluto fare uno studio qui e non siamo usciti all'aperto? Molti sono contenti per le zanzare, vero? No, io credo che quello che voglio trattare con voi questa sera è molto importante. Vi dico la verità, era da tempo che io volevo trattare questo argomento, ma lo Spirito Santo me lo vietava da trattarlo, perché c'è un tempo per ogni cosa. Vi ricordate che Gesù in alcuni episodi dice: non è giunto ancora il tempo per voi di conoscere queste cose. Noi dobbiamo ascoltare ciò che lo Spirito Santo ci dice di fare. Non ti preoccupare, Rosanna, lasciali giocare, lasciali. Anch'io ho fatto così da bambino, sai? Però oggi sono un pastore, quindi lasciali camminare, non ci danno fastidio. Dio è buono e la sua benignità dura in eterno. Affronta i tuoi giganti. Questa sera voglio dirvi che nessuno di noi che è qui presente non ha dei giganti davanti a sé da affrontare. Tutti di noi abbiamo dei giganti, tutti. E questi giganti ci sfidano ogni mattina. Allora io voglio iniziare, voglio introdurmi con una semplice domanda. Noi abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo fatto un'esperienza con il Signore, abbiamo dato il nostro cuore a Gesù e la parola di Dio ci dice in Giovanni 8,36: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Questo è ciò che afferma la parola di Dio. Giovanni 8,36 dice: se dunque il Figlio vi farà liberi, sta parlando di Gesù, sarete veramente liberi. Ma la domanda è: ma se Cristo ci ha liberati dal peccato, perché continuiamo a convivere ancora con certi peccati che non dovremmo più averli? Mi seguite? Se Cristo ci ha liberati, perché abbiamo letto: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Ma se Cristo ci ha liberati dal peccato, perché continuiamo a convivere ancora con certi peccati che non dovremmo più averli nella nostra vita? Colossesi 1,13, la parola di Dio afferma così. Se volete prendere, voi prendete anche appunti, magari poi dopo casomai li leggete. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Questa è una grande affermazione, è una grossa affermazione. Cristo ci ha liberati, dice qui, dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Efesini 2,13 ma ora in Cristo Gesù voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo Gesù. Questa è l'opera, vi sto leggendo, l'opera di Cristo che ha fatto nella nostra vita. Cristo ci ha liberati dal peccato. Quando l'uomo ha peccato nel giardino dell'Eden, si è allontanato da Dio. C'era una separazione da Dio. Per mezzo dell'agnello di Dio, che noi sappiamo, tutti quanti noi, la Pasqua era un po' quello che poi doveva essere l'agnello immolato, sacrificato, era l'agnello di Dio che veniva immolato e attraverso il suo sangue tutti coloro che hanno creduto nel sacrificio di Cristo Gesù, e qui non si parla di denominazioni cristiane, si parla di tutti coloro che hanno lavato le proprie vesti nell'agnello, sono figli di Dio. Quindi dalla morte sono passati alla vita, sono stati liberati dal potere del peccato. Quando noi nasciamo nel peccato. Davide, in uno dei suoi salmi, nel Salmo 51, al versetto 5, stiamo parlando di prima della venuta di Gesù. Davide dice: ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ora qui non sta parlando di un peccato sessuale, non parla di aver avuto una relazione prima del matrimonio, quindi mi ha concepito nel peccato. Sapete, dalle nostre parti, nel sud Italia, quando una giovane fuggiva con il fidanzato ed era incinta, si chiamava la fuitina, no? E praticamente era il figlio del peccato, perché non era stato generato da un matrimonio, celebrato da un matrimonio, quindi era chiamato il figlio del peccato. Qui non si tratta di questo, perché se voi prendete Romani capitolo 5, versetto 12, per favore qualcuno che mi aiuta a leggere, Romani 5, 12, ci spiega quello che all'inizio io vi ho detto, cioè che Adamo ha peccato e il peccato è caduto su tutta l'umanità. Mi seguite? Quindi chi legge Romani 5, 12? A voce alta. Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato, quindi noi nasciamo con una natura peccaminosa, ok? Che nella Chiesa Cattolica questo lo chiamano il peccato originale. Ma anche in Giovanni capitolo 3 versetto 6, vedete cosa dice? Fa una differenza tra coloro che nascono nella carne
e coloro che nascono nello Spirito. Cosa dice? Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Sì. Scusami? Ah, con il microfono, ok. Sì, perché sennò altrimenti non si sente, perché stanno registrando. Perché alcuni mi hanno minacciato che se non registravo non venivano più in chiesa. Ho detto, pastore, non ci vuoi mettere su Zoom, ma almeno registraci, perché noi non possiamo venire. Allora io dietro questa minaccia ho dovuto dire no, per carità. Dopo dicono che pastore cattivo che abbiamo. No, io credo, perdonatemi se entro soltanto in questa, poi dopo ne esco subito, ma credo che lo studio della parola di Dio va fatto nella sede, dobbiamo guardarci in faccia, io devo vedere se l'avete percepito. Poi perdonatemi, ma io se mi giro e vedo che uno è sdraiato sul letto, l'altro è sdraiato dentro l'altro sta mangiando, mentre a me mi fa star male. Perché anch'io mi collego, mi sono collegato su Zoom con i pastori e cose, io mi metto lì davanti e mi faccio vedere, perché non posso andare lì, ma almeno mi faccio vedere e sto lì. Prenderla un po' sotto gamba, cioè allora vabbè, stasera c'è Zoom, non vado in chiesa, sospendiamo Zoom, chi può venire viene, chi non può venire lo registriamo e lo riceve a casa. Per me abbiamo dato tanto su Zoom. Va bene, allora stiamo dicendo che quando noi parliamo di liberazione, quando stiamo parlando della nuova nascita in Cristo Gesù, Giacomo ci dice che se noi abbiamo creduto con il cuore, con la bocca lo abbiamo confessato e crediamo che Egli è risorto ed è seduto alla destra di Dio Padre, siamo salvati. Quindi la salvezza di cui ci sta parlando qui, ci sta parlando che, avendo creduto in Gesù Cristo, siamo stati liberati da quel peccato che era sull'umanità, su tutta l'umanità, siamo stati liberati da quel peccato. Ma noi continuiamo a convivere con altri peccati. Mi seguite? Ecco perché alcuni vanno un po' e dicono, ma io se sono liberato, ma se io sono... E in alcune chiese purtroppo si insegna anche, ma se veramente sei stato liberato dal Signore, tu queste cose non le dovresti fare. Quindi la persona che vive questa situazione si sente ancora sotto un peso più schiacciato e ci sono alcuni che vanno in depressione. Si sentono più peccatori degli altri. Mi seguite? Noi siamo sulla via della salvezza. Noi siamo in un processo di guarigione alla nostra anima. Perché ognuno di noi, questo concetto qua mi sarebbe piaciuto farlo con la sorella Ana, al mio fianco. Perché lei, essendo psicologa, avrebbe potuto darvi un aiuto. Ma Anna, dimmi se per caso dico qualcosa che non va, alza la mano, dimmelo. Perché noi abbiamo immagazzinato un po' tutto quello che abbiamo ricevuto. Siamo stati formati dalla cultura, da dove siamo nati, dove siamo cresciuti, la nostra famiglia, le scuole che abbiamo frequentate. Ognuno di noi ha una cultura, ognuno di noi ha un concetto della vita. Ora che cosa succede? Che nella Chiesa entriamo tutti quanti. Entra una cultura da un'altra parte, entra un altro. Però c'è una guida suprema, che è la parola di Dio. E questa qui deve mettere ordine a tutti quanti noi. Deve lavorare nella nostra vita per santificarci all'immagine di Cristo Gesù. Quello che Egli ha preconosciuti,
li ha predestinati ad essere conforme all'immagine di Cristo Gesù. C'è un modello che Dio ha dato e Cristo Gesù è il modello unico perfetto per la Chiesa. E inizia a lavorare nel momento in cui tu ti converti. Ecco perché io dico che nelle acque battesimali si entra da peccatore. Una volta che noi usciamo dalle acque battesimali, usciamo con una mente differente. Infatti la parola di Dio dice: siate trasformati, Romani capitolo 12, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La mente deve essere trasformata. E come la possiamo trasformare? Se noi la sottomettiamo all'autorità dello Spirito Santo. Qui non si tratta di non si tratta di avere un insegnamento dottrinale. Mi seguite? Non si tratta di un insegnamento dottrinale, si tratta di un insegnamento spirituale. Dobbiamo distinguere da ciò che è la dottrina, perché io come dottrina, avendo fatto una scuola biblica, seguendo dei dogmi, degli schemi di quel tipo di insegnamento, però ci sono altri che fanno altre scuole bibliche e hanno un'altra linea di insegnamento. Ci sono ad esempio nella Chiesa Battista, loro credono nella predestinazione. Io non credo nella predestinazione. Ci sono quelli che hanno, quindi c'è un tipo di insegnamento in base agli insegnamenti che tu hai ricevuto spiritualmente, biblicamente. Però noi abbiamo un insegnante supremo che è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo sa come insegnare alla tua vita più di qualsiasi altro uomo. Il problema, sapete qual è? Il problema è che ci sono pochi che piegano le proprie ginocchia per andare alla sera davanti allo Spirito Santo e dire: Spirito Santo, insegnami. Preferiamo piuttosto di iscriverci a una scuola biblica, perché abbiamo dei responsabili che ci trasmettono la parola e noi Io sono pienamente convinto di questo, non voglio scandalizzare nessuno di voi. Più vado avanti con gli anni e più mi rendo conto di questo. Voi sapete, forse qui intorno sono uno dei pastori più anziani nella fede che esiste, perché io sono nato nella fede, cresciuto nella fede. Neanche il fratello Specchi è nato nella fede ed è stato lui che ha iniziato l'opera qui nel Veneto. Io sono nato e cresciuto nella fede, io ho 63 anni, quindi posso dire che sono uno dei più anziani nella fede. Io posso dirvi questo in verità, che se Gesù venisse qui davanti a tutti quanti noi, direbbe ad ognuno di noi: non avete ancora capito niente. Non avete ancora compreso niente. Ma ne sono pienamente convinto di questo. Paolo diceva: noi conosciamo in parte profetizziamo, ma un giorno conosceremo appieno, come appieno siamo stati conosciuti da lui. E stiamo parlando di Paolo, apostolo, uno che ha scritto più lettere nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento esiste proprio perché Paolo ha iniziato a scrivere. Oltre ai Vangeli c'è l'apostolo Paolo che scrive quasi tutte le lettere. Ma mi piace Paolo, mi piace perché Paolo dice: quando sono debole allora sono forte. Ho reputato ogni cosa spazzatura, dice, affin di conoscere Cristo. Dobbiamo conoscere la Scrittura, la dobbiamo ogni giorno. Apocalisse capitolo 1, versetto 5, stiamo parlando dell'ultimo libro della Sacra Scrittura, dice così: è da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principio dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberato dai nostri peccati con il suo sangue. Cioè l'ultimo libro della Bibbia afferma che noi siamo stati liberati da Cristo Gesù. Cristo ci ha liberati dal peccato eterno. Quindi fratello, sorella, come dicevo qualche domenica fa, quando ho predicato, vi ricordate che ho predicato a che livello sei? La predicazione?
Ve la ricordate? Che ho detto tu puoi vivere per grazia, puoi vivere per l'amore o puoi vivere per lo Spirito. Quindi quando se uno di noi dovesse morire, andiamo con il Signore, perché siamo stati liberati dal peccato. Mi seguite? Cioè non è che qualcuno dice ma io muoio e vado con il Signore, ma vai con il Signore, perché hai ricevuto Gesù come personale salvatore nella tua vita, punto e basta, e nessuno te lo può togliere questo, l'unico che lo può fare sei tu. Se tu rinneghi Cristo, allora non andrai più con il Signore, ma tu vai con il Signore, perché c'è stata questa liberazione, cioè la liberazione dal peccato originale che è venuto sulla mia vita, io ho creduto e sono stato liberato. Ma questo non basta, c'è un processo adesso di iniziare a lavorare nella mia vita. Io non posso continuare a convivere con i giganti che ci sono dentro di me, perché ogni giorno esce un gigante nella nostra vita e ci attacca. Romani 8:1 dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, quindi liberato dalla condanna sulla tua vita. Hai creduto, hai fatto un'esperienza con il Signore, ti sei battezzato, perché il battesimo è importante. Ascoltate, in alcune chiese stanno togliendo da mezzo il battesimo. C'è una chiesa, dice, beh, ma non importa, tu sei stato battezzato da cattolica, e vabbè, basta quello. No, quello non serve. Quello non è servito proprio a niente. Perché non sei stato tu che l'hai fatto. Te l'hanno imposto, l'hai fatto, ma non hai capito niente. Tu lo devi dichiarare apertamente, perché così è scritto nella parola di Dio. Devi scendere nelle acque battesimali, i principati e le potestà che sono intorno a noi devono sentire la tua voce. Sì, io credo che Gesù è morto per i miei peccati, lo confesso. E allora, quando vieni battezzato, esci, no? Gesù lo ha fatto. Aveva bisogno del battesimo Gesù. Ma Gesù ha rispettato la legge, ha rispettato quello che Dio aveva ordinato. Infatti ha detto a Giovanni, quando Giovanni ha detto, io non sono degno, sei tu che dovresti, ha detto, lascia fare, lascia le cose come stanno. Non ti preoccupare. Romani 6,18 dice, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Cioè io sono stato liberato dal peccato, ma non vado in chiesa e mi siedo su una sedia. Sono stato liberato per essere servo di giustizia. Sono diventato un collaboratore di Dio. Romani 6,22, ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete il frutto della vostra santificazione e perfino la vita eterna. Vedete cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Scrivendo ai Romani, dice, ma ora che voi siete stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione. Cosa voglio dirvi con questo? La santificazione è personale ed è individuale. Cioè tu devi santificare la tua vita. Tu devi crescere spiritualmente nelle vie del Signore. Tu devi avere il tuo rapporto quotidiano con lo Spirito Santo, devi leggere la parola di Dio, non ti basterà partecipare ai culti, non ti basterà partecipare ad una chiesa, ma tu hai un processo di santificazione nella tua vita. Come un bambino cresce, e un genitore si aspetta che un bambino cresca, perché se lo vede che non cresce si preoccupa e lo porta dal medico e dice questo qua non mi cresce. Sarebbe strano vedere un bambino di 20 anni che ha ancora 80 centimetri. È strano, ma è questo quello che il Signore si aspetta da noi. Vi ricordate l'albero che non portava frutto? La parola di Dio dice che il vignaiolo andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. E disse taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno che lo circonda. Taglialo, perché si aspettava del frutto. Dio si aspetta del frutto nella nostra vita. È il frutto della santificazione, nella crescita spirituale. Ora io non voglio dirti che tu ti devi prendere incarichi nella chiesa, devi fare... Io non ti dico questo. Ti dico semplicemente, a me basta
come pastore, come tuo pastore, vedere la crescita nella tua vita spirituale. Perché se tu cresci la Chiesa sta bene. Perché se tu cresci qualcuno si viene a rinfrescare sotto il tuo albero. Perché si vede. E più alberi siamo nella Chiesa, e più bello è il giardino del Signore. Interrompetemi quando volete. Io spero di essere chiaro questa sera, questo studio, perché lo ritengo molto importante. Seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 10, dice: Egli ci ha liberato e ci libererà. Vedete, non è soltanto quando Lui ci ha liberato dal peccato, quello eterno, che eravamo condannati tutti quanti noi, il peccato sull'umanità. Sta dicendo, Egli ci ha liberato e ci libererà ancora. Cioè dai giganti che noi abbiamo, poi li toccheremo questi giganti, Non vi preoccupate che li toccheremo, perché ognuno di noi poi si rispecchierà in quale gigante si alza tutte le mattine contro di te, tutti i giorni. Forse tu già stai pensando chi è il tuo gigante, lo sai già. Ma io te ne citerò alcuno. Egli ci ha liberato e ci libererà da un così grande pericolo di morte e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Perché Cristo Gesù, dice la parola di Dio, colui che ha iniziato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino alla fine. Cioè Cristo ha iniziato nella nostra vita, quando noi siamo stati salvati, quando ci ha salvati, che tu potevi avere 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, 70 anni, o come il papà di Emanuele a 93 anni ha ricevuto Gesù nella sua vita. 93 anni, non so quanti anni ancora il Signore lo terrà qua, non lo so, però per quegli anni che rimarrà qua, Dio ha iniziato un'opera e la porterà a compimento fino all'ultimo alito della sua vita. Ed è bello sapere questo, che non è il pastore della Chiesa che ti aiuterà a crescere nella tua vita, ma tu hai Gesù che ti aiuta, anche se io sono chiamato ad aiutarti. Galati, capitolo 5, versetto 1. Mi seguite, vero? Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto un gioco della schiavitù. Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che Lui conosce che ogni mattina si alza un gigante nella nostra vita. Se no non l'avrebbe detto. Non lasciate porvi di nuovo sotto un gioco della schiavitù. Perché prima eravamo schiavi. Perché eravamo nelle mani dell'altra persona. Eravamo sotto un gioco, ma oggi non più. Cristo ci ha liberato, però ci mette in guardia e ci dice non vi lasciate, dice, ci ha liberato, Galati 5, ci ha liberato perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Il gigante che ti tiene legato. Seconda Pietro, capitolo 2, versetto 19. Guardate cosa dice Pietro qui. Qui una volta ho fatto una predicazione. Il Signore parlò molto su questo verso della parola di Dio, parlò al mio cuore, in un modo particolare, in un momento particolare della mia vita. Lo Spirito Santo parlò al mio cuore. Io lo ringrazio per come Lui sa parlare al cuore di ognuno di noi. Dobbiamo avere l'orecchio attento però, Attenzione, è facile cadere in un circolo dove vivi da quello che gli altri dicono e non ascolti ciò che lo Spirito Santo dice. Questo è molto pericoloso. Promettono loro la libertà.
Guardate cosa dice questo verso. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo da ciò che lo ha vinto. Mamma mia. Cosa voglio dirvi? Io predico e ti predico la libertà, ma io stesso sono schiavo di ciò che mi ha vinto. Mi avete seguito? Questo lo dice la parola di Dio, non lo dico io. È per questo che noi non dobbiamo mai guardare l'uomo, ma dobbiamo guardare Dio. Mai i nostri occhi devono essere su un uomo, devono essere su Dio. Perché anch'io ho i miei giganti che mi affrontano ogni mattina, mi affronteranno fino all'ultimo giorno della mia vita. Ci saranno sempre questi giganti. Per chi ha passato delle situazioni precedentemente di tipi di peccato, alcolismo, droga, vediamo cos'altro peccato, sessualità, devono stare lontano sempre da quella situazione. Adesso vi faccio ridere, a me è una barzelletta. Si alzò uno in testimonianza e dice: io ringrazio il Signore perché ho bevuto 2 litri di vino, ma non mi ha fatto niente. Io prima ne bevevo 1 e cadeva a terra, adesso ne bevo 2 e non mi fa niente, disse. Era convinto. Chi ha questo tipo di... ha sempre un demone che è qui. Ha sempre un demone che è qui. Se parliamo di omosessualità, lui è sempre qui. Non è facile. Guardate che non è facile. È una battaglia quotidiana chi vive questa situazione. E ogni giorno deve fare una scelta. Ma lui si presenta. E si presenta sempre: non ti preoccupare. Poi se ci caschi stai talmente male perché adesso tu cammini con il Signore. Però se trovi un pastore che magari tu gli confessi sono caduto e lui ti dice adesso non c'è più, lo uccidi. Pensate se il Signore facesse così con noi. Con tutti quanti noi. Allora, uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Allora, chi è che mi ha vinto a me? Mi ha vinto il Signore o mi ha vinto l'altro? Perché se mi vince l'altro, io sono schiavo dell'altro. Però vedete la grandezza di Dio, che Lui ci ha resi liberi di scegliere. Perché avrebbe potuto creare tutti quanti noi, una volta che noi siamo con il Signore, avrebbe detto: questo non peccherà più. E invece ti crea libero di scegliere la strada, di andare. Non dice forse in Ecclesiaste al giovane: vai pure dove ti mena il tuo cuore, cammina dove il tuo sguardo ti mena, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Dio ci ha resi liberi, questo è il grande amore di Dio. Allora noi ogni volta che scegliamo per Cristo, noi stiamo vincendo una guerra spirituale. E ci rendiamo conto che l'opera non è nostra, ma è di Dio, perché con le nostre forze non ce l'avremmo mai fatta. Ogni giorno noi scegliamo di non cadere in questa situazione. Ogni giorno noi prendiamo posizione in Cristo. Ogni mattina Goliad usciva per 40 giorni, tutte le mattine lui usciva, in 1 Samuele, capitolo 17, versetto 16, il Filisteo si faceva avanti mattina e sera.
Il gigante si faceva avanti mattina e sera e continuò a presentarsi per 40 giorni. Per 40 giorni. Sapete che 40 giorni è il limite della vita dell'uomo se resta digiuno. Noi troviamo nella parola di Dio diverse volte il numero 40. Vi ricordate? L'Apostolo Paolo dice ho avuto 40 battiture meno una, erano 39, perché se ne prendevo 40 era morto. 40 battiture. Tutte le mattine, tutte le sere, lui si presenta. E siccome che lui conosce le nostre debolezze, le sa molto bene le nostre debolezze, e allora ecco che inizia a lavorare su quel tipo di debolezza che c'è nella tua vita. Se noi gli facciamo spazio, lui sa come lavorare nella nostra mente. Se noi invece subito gli chiudiamo, non fate posto al diavolo, gli chiudiamo completamente, lui non ha modo di lavorare nella nostra vita. Se no altrimenti anche noi siamo prede e vittime e viviamo di ansia come tutti quanti gli altri. Non è vero che il credente non ha ansia. Non è vero che il credente non ha paura. La paura arriva anche su di noi. E credo che non c'è qui nessuno che possa dire io non ho mai avuto paura. Io a volte ho avuto talmente paura, anche i brividi dietro alla schiena, quelle cose che ho detto Signore, intervieni in questa situazione. Perché siamo umani. E la cosa bella è che noi queste cose ce le dobbiamo dire, perché qui non ci sono campioni da mettere dentro una vetrina. A me piace vedere questi cos'è, Ebrei capitolo 11, parla agli eroi della fede. Io non so chi gli ha messo il titolo eroi della fede, che tanti eroi non erano, perché erano tutti peccatori, ne hanno fatti di tutti i colori. Ognuno di loro ne ha fatti tutti i colori. Rahab la prostituta era prostituta, quindi, ma ne posso dire chi era ubriacone, chi era un assassino, chi era Mosè, Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti. Però vengono elencati come eroi nella fede. Eroi perché? Poi ci sono arrivato con questo. Eroi perché hanno vinto se stessi. E non c'è un gigante, ascolta bene, non c'è un gigante più forte di te stesso. Se tu vinci te stesso, tu hai vinto. Se tu conquisti te stesso, tu hai vinto. Ci sono uomini nella parola di Dio che erano forti, Sansone aveva una forza incredibile, un uomo che non potevano, 1000 filistei le ha uccise con una mascella d'asino, 1000 filistei, ma voi provate a immaginare una forza terribile, eppure aveva un gigante che si alzava tutte le mattine davanti a lui. E chi era questo gigante? Le donne. E lui si lasciava prendere dalle donne. Voglio leggere con voi Romani capitolo 7 dal versetto 15, poi prenderete con me il 17, 18, 19, 20 e 21, quindi salteremo il 16. Qui l'Apostolo Paolo sta dicendo qualcosa che credo che tutti quanti voi sicuramente avrete letto. Io mi auguro di sì che avete letto. Però qui c'è un conflitto che l'Apostolo Paolo ci evidenzia. E stiamo parlando di Paolo. Stiamo parlando di un uomo che ha detto io non sono venuto presso di voi con discorsi persuasivi, io sono venuto con dimostrazioni di potenza. E l'Apostolo Paolo diceva io vengo in mezzo a voi e vi farò vedere, tu fammi vedere chi sei, io ti faccio vedere chi sono in Cristo. Aveva un'autorità spirituale. L'Apostolo Paolo è stato l'unico che io leggo nella parola di Dio che dice ho considerato che quel tale lo do in man di Satana. Pazzesco. Ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana affin di salvare la sua vita alla fine. È un'autorità che prende l'Apostolo Paolo che nessuno lo ha preso di questa autorità.
Però l'Apostolo Paolo ci dice, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ma pensati, dicono qua nel Veneto, ma pensa. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Wow! Qui l'Apostolo Paolo ci sta dicendo qualcosa. Sta dicendo che viviamo ancora e conviviamo ancora con il peccato. Vuol dire che non aveva ancora raggiunto. Infatti, vi ricordate che lui in un'altra lettera dice, dimenticando le cose che stanno addietro, io mi pretendo in avanti. Perché io devo correre la gara e devo arrivare. Non mi fermo, vado avanti. Lui dice più volte io mi colpisco con me stesso come fa il pugile, mi prendo a pugni da solo, perché sapeva che aveva delle carenze dentro di sé. Si riconosceva ancora che aveva bisogno sempre di più del Signore. Ecco perché lui dice, io considero tutta la mia esperienza, la mia conoscenza, la mia intelligenza, quello che ho studiato per anni, spazzatura, affin di conoscere sempre di più Cristo, Gesù. E questo deve essere la nostra vita. La nostra vita deve essere quello di conoscere Cristo, non le dottrine della Chiesa evangelica, ma Cristo. Cristo Gesù. Perché noi portiamo, tutti quanti noi, un titolo, cristiani. E il cristiano è quello che fa vedere Cristo nella sua vita, siete d'accordo o no? È così. Allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, faccio il male che si trova in me. Oh, me infelice, dice l'Apostolo Paolo. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Wow, che conflitto! Che conflitto aveva l'Apostolo Paolo. Anche lui aveva i giganti. Siete d'accordo? Anche lui aveva dei giganti. Non c'è uno nella scrittura, perché Gesù ha detto, sii fedele fino alla fine e io ti darò la corona della vita. Perché sapeva che c'erano giganti ogni giorno. Ora vi cito alcuni di questi giganti. Pornografia. Sapete che hanno fatto una statistica? Non so quanti pastori, incredibilmente, pazzesco, non so quanti pastori vivevano ancora di pornografia. E chissà quanti membri di chiesa. E chissà quante persone non lo dicono, ma convivono con questo gigante. Che poi questo gigante è terribile. Perché questo gigante distorce quello che Dio ha creato nella vita sessuale dell'uomo e della donna. Un altro gigante è la durezza del cuore. Ci sono molti credenti che sono duri di cuore. Questo è un gigante.
E stai male, te lo posso garantire che stai male, perché non vorresti essere così. Ma non se lo merita. Ma mi dispiace, no, io su questo non scendo a compromesso. Signore, mi dispiace, mi devi cambiare, mi devi fare. Questo è un gigante che tu lo devi abbattere nella tua vita. Mancanza di perdono. Non riesco a perdonare. Me ne ha fatte troppe. Mi dispiace, non riesco a perdonare. Ascolta quello che voglio dirti. C'è stato un mio amico pastore, che lo conosco da tanti anni. Lui era balbuziente. Quando predicava era balbuziente. Lui ha confessato, l'ho sentito proprio pochi giorni fa, da Gennaro Chiocca, che è stato intervistato. L'ho sentito proprio pochi giorni fa, con sua moglie era. Quando lui è riuscito a perdonare, è andata via la balbuzia. Non era più balbuziente. Quando lui è riuscito a perdonare suo padre, perché non riusciva a perdonare suo papà, ha dovuto fare una lotta così forte, spiritualmente, perché ne ha subite tante. Ma quando lo ha perdonato, la balbuzia è andata via da lui. Cioè lui parlava normale, la moglie ha detto: ma come hai fatto? Cosa ti è successo? E lui ha detto: ho lottato con il Signore, ma il Signore mi ha dato la forza di perdonare mio papà. E l'ho detto con tutto il mio cuore, l'ho gridato. E nel momento in cui l'ho gridato in casa, io ho detto: io ti perdono per tutto quello che mi hai fatto. È andato da lui e gliel'ha detto: io ti perdono, papà, per tutto quello che mi hai fatto. Da allora è tornato a casa, non era più balbuziente. È andata via la balbuzia. Ci sono certi legami che sono cause di certe situazioni. Ecco perché se il Signore vi farà liberi, sarete veramente liberi. Lui non lo sapeva, e stiamo parlando di un pastore. Non lo sapeva, non l'aveva ancora sperimentato questo, ma quando gli è successo lo ha raccontato a tutti. Infatti Gennaro gli ha detto: racconta come sei stato liberato dalla balbuzia. La mancanza di perdono è un gigante che ti perseguita tutti i giorni. E Gesù addirittura ci ha detto: se voi non perdonate i vostri fratelli, è vero o no? Neanch'io perdonerò voi. Signore, aiutaci. Siete d'accordo? Signore, aiutaci. Un altro gigante, sapete cos'è? La pigrizia. La pigrizia è un gigante. No, lo farò dopo. Lo farò dopo. Beh, dai, poi lo farò. La pigrizia è un gigante. È stato scritto un capitolo nella parola di Dio sulla pigrizia. Andate a vedere. Parla della formica che non è pigra e dice: imparate dalla formica. Ci fa l'esempio della formica e dice: imparate dalla formica. Come fa? Mi sveglia, dai, poi mi sveglia, va bene, dai, poi... vabbè, ci va ancora 10 minuti e poi parto per andare in chiesa. Dai, e poi vabbè, poi arriva a 11 meno un quarto in chiesa. Meno 10. Meno 20. La pigrizia. Un altro gigante è l'avarizia. Quando noi impareremo a donare con tutto il cuore,
e sapere che tutto quello che abbiamo non è merito nostro. Se abbiamo la possibilità di dare qualcosa è per la grazia di Dio, che Dio ci ha permesso di poter avere. E io vi posso garantire per esperienza, e credo che anche qualcuno qui lo può dire, che quando abbiamo fatto qualcosa, abbiamo dato, Dio ci ha dato 10 volte, 100 volte tanto. Ma noi siamo come farò domani. E questo cerco di... La parola di Dio dice: portate la decima alla casa dell'Eterno. E vedete, se io non vi aprirò tante cataratte dal cielo e vi darò tante di quelle benedizioni che voi non avete posto dove poterle porle. Ma Signore, devo darti la decima, e come farò? E come faccio a vivere? Non voglio toccare la suscettibilità di nessuno. Io non ho mai predicato su questo, lo sapete bene. Non ho mai predicato sulla decima, anzi adesso la cassetta è là in fondo là, dico, c'è, il Signore non ha mai fatto mancare nulla. Però sicuramente vi posso garantire che per il numero che siamo, quello che noi prendiamo, c'è chi dà la decima e anche di più della decima e c'è chi invece non dà proprio niente. Ma questo non dovrà dar conto a me. Dovrà dar conto al Signore, non a me, perché il Signore sa cosa viene per primo nella tua vita. Qual è la cosa più importante per te? Cambiarti il frigorifero, la lavatrice, il cellulare, la cosa, questo? Oppure aiutare la Chiesa perseguitata? Io vi ho mandato la lettera dei 1.000 euro che abbiamo mandato alla Chiesa perseguitata. Noi abbiamo missioni, abbiamo tante missioni che sosteniamo. Io voglio ringraziare il Signore per le missioni che doniamo, che diamo, perché una Chiesa che dona è una Chiesa che cresce. E io non posso non predicarvi questo, perché vi tolgo una benedizione, però non voglio toccare la suscettibilità di nessuno, perché è un argomento difficile quando parliamo del Dio Mammona. Però devo dirtelo, devo dirti che questo è un gigante, è un gigante. Liberate, vedrai che Dio ti libererà grandemente, ti benedirà più di quello che tu puoi immaginare, perché Dio apre le porte, Dio non ti farà mancare mai di nulla, così è scritto nella sua parola. Le bugie! È un gigante. Ma sai, io dico la bugia bianca, non esiste la bugia bianca. La bugia è bugia. Non esiste né bianca né nera né verso. Ma lo dico a fin di bene, non esiste il fin di bene. La parola di Dio dice sì, sì o no, no. Basta. Se non vuoi dire una cosa, dici no. Ma non pronunciarti. Non dire una cosa che non è. Ipocrisia è un gigante, è uno dei più brutti giganti e nelle chiese sono molti ipocriti. Sapete cos'è ipocrisia? Che cos'è l'ipocrisia? Chi conosce il termine esatto? Mettere una maschera. E noi abbiamo tante maschere per ogni occasione. Ce la mettiamo in quel momento, perché non vogliamo essere esclusi dagli altri. Quindi ci mettiamo la maschera proprio per quel momento, per quell'occasione. Mettiamo una maschera. La parola di Dio ci dice che noi siamo benedetti da Lui quando togliamo la maschera. E noi tutti contemplando, dice l'Apostolo Paolo, a viso scoperto la gloria di Dio, siamo trasformati nella sua stessa immagine e somiglianza, di gloria in gloria. Cioè via la maschera davanti agli occhi. C'era la moglie di un re che si presentò dal profeta, il profeta aveva perso la vista, non vedeva più.
E lei si travestì perché non voleva farsi conoscere che era la moglie di quel re. E il Signore gli disse: sta arrivando la moglie di tale e tale. E lui disse: vieni avanti, moglie di... Vieni avanti, moglie. Era travestito, ma Dio gli rivelò chi era. Pensate che Dio non rivela chi siamo? Prima o dopo viene fuori. Qualcuno ha detto che il diavolo ha fatto le pentole, ma non i coperchi. Perché viene fuori. Un fratello una volta mi telefonò e mi disse: Gianni, non vengo in chiesa, perché non posso dirvi chi era, non posso dire neanche che compito aveva in chiesa, perché sennò subito lo sgamate. Adesso non è più con noi. Comunque non vengo in chiesa perché sto male. Mi dispiace, ma sto male. Ah, mi dispiace, disse, allora preghiamo il Signore, non ti preoccupare, va bene? Ok? Dopo un po' io chiamai a un fratello che sapevo che era il suo compleanno. Lo chiamai e disse: tanti auguri così. Ah sì, qui c'è. E disse il nome di questo che mi disse che stava male. E qui ti saluta. E lui sbiancò. Ma non potevi dirmi non vengo perché vado al compleanno di... Sono giganti questi, Attenzione, perché questi convivono con noi. Se noi non li prendiamo subito e ci liberiamo da queste cose qua, questi sono giganti. Ma il Signore mi ha salvato, il Signore mi ha guarito, il Signore mi ha liberato da queste cose qua, perché io cammino nella fede cristiana. Allora perché continuo a convivere con queste cose? Perché loro usciranno per te tutte le mattine. Ognuno ha il proprio gigante, e chi ne ha anche 2 o 3 i giganti. Però voglio dirti questo, non sarà Dio a toglierti il gigante davanti. Ascolta bene. Davide, quando Davide attaccò Golia, vi ricordate Davide come andò contro Golia? Vengo contro di te nel nome dell'Eterno degli eserciti. È vero? Affrontò, cosa fece? Prese la fionda, una sola, boom! Il gigante a terra. Morto il gigante, se ne va Davide? Se ne va Davide? No. Davide cosa fa? Davide prende la spada e va lì, boom, e gli mozza la testa. Finché tu non mozzerai la testa del gigante, anche se l'hai colpito, lui è sempre vivo. È sempre vivo. Devi tagliare con il passato, devi tagliare le cose. Via da me. Subito. Non esistono più. Io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Sono nato di nuovo, sono un figlio di Dio. Sono stato riscattato dal prezioso sangue di Gesù. Ma gridalo, dillo al Signore, dillo, prendi posizione nella potenza dello Spirito Santo. Non convivere con queste cose. Ma cosa fa? Tanto, se non sa, sono debole, sono purtroppo... No. Amarezze. Le amarezze, ci sono tanti credenti amareggiati, amarezze. Vivono nel continuo, nell'amarezza. Il libro delle lamentazioni. Fanno parte del libro delle lamentazioni. Ci sono tanti credenti che sono ancora nel libro delle lamentazioni. Si lamentano sempre. E non mi va bene questo. E non mi va bene quest'altro. E questo non mi... No, questo no, quell'altro no. Quest'altro no, non gli va bene mai niente. Questo è un gigante che ti sta uccidendo, ti sta togliendo la gioia del Signore, che è la nostra forza. La gioia dell'Eterno è la nostra forza. Noi tutte le mattine dovremmo essere il popolo più gioioso di tutti quanti gli altri, perché siamo stati salvati. Perché il nostro nome è stato scritto nel libro della vita. E tu avresti potuto lavorare 10 volte la tua vita, mettere i soldi da parte, non ti saresti mai potuto comprare la salvezza, perché la salvezza è per grazia. E Cristo Gesù ti ha preso e ti ha scritto nel libro della vita, e quel giorno sentirai il tuo nome.
Mamma mia, che meraviglia! E poi potevo aggiungere altre, ma voglio parlarvi delle dipendenze. Ci sono certe cose che fanno parte proprio delle dipendenze. Cioè io non posso fare almeno di questa cosa qui. Non riesco a fare almeno di questa cosa. Sapete quelli che fumano? Prega il Signore che mi libera. Ma tu pensi che il Signore non vuole che tu sei libero? E perché lo dobbiamo pregare? Ci sono dipendenze. C'è qualcuno anche che gli piace alzare un pochettino il gomito. Toglilo da mezzo. Metti da parte il vino. Se tu vai a cena a casa di un fratello, a casa di una sorella, e vedi che lui alza il gomito quando sta mangiando e poi la sera è allegretto, no? Dicono delle cose. Ma secondo voi è una buona testimonianza questa? No. Ci siamo incontrati per conoscere e parlare del Signore. L'obiettivo principale del nostro discorso questa sera è ciò che Dio ha fatto nella tua vita e ciò che Dio sta facendo nella mia vita. Ci incontriamo per parlare dell'opera del Signore. Mettiamo il vino da parte, perché il vino rosseggia, dice la parola di Dio, e quando rosseggia, dopo fa uscire certe cose che sarebbe stato meglio non dirle, ma quando c'è il vino lo dici. Ci sono certe dipendenze che solo tu sai, e non voglio continuare a elencare queste dipendenze, ma ci sono certe dipendenze che devi vincerle. E quello che voglio dirti questa sera, che tu hai tutta l'autorità di poterlo fare. Tu hai tutta l'autorità da parte di Dio di poterlo fare, perché Gesù ha detto ai suoi discepoli: io vi do la potenza di calpestare, vi ricordate? Cacciare demoni, di calpestare i serpenti, di vincere le malattie. Cioè lui ha dato la potenza alla Chiesa. E non hai bisogno del pastore che viene a casa che ti mette la mano in testa: pastore, vieni a pregare per me, mettimi la mano in testa, pastore. Perché ancora siamo legati al fatto di vedere che c'è un uomo che ha autorità più degli altri. Fratelli, toglietelo dalla testa. Quando venivano davanti, a volte, adesso da quando abbiamo avuto la pandemia non chiamo più all'appello, ne ho fatto un paio, ma c'era chi ci rimaneva male perché io ho pregato per altri e non per loro. Ci rimaneva male. E mi diceva: pastore, ma tu per me perché non sei venuto a pregare per me? Ma hai qualcosa contro di me? Io ti stavo aspettando, tu dovevi venire da me. Mi fanno sentire anche in imbarazzo. Ma come se io avessi un potere particolare. E quello che mi meraviglia è che a volte ho visto anche attraverso la televisione, quando ci sono questi mega evangelisti, no? Vedi le persone che vanno proprio con la testa per farsi toccare dall'evangelista, perché lui li deve toccare con la mano in testa, perché ricevono la benedizione del Papa. Mi capite? Non siamo tanti lontano, se cadiamo su queste cose qui. Noi dobbiamo sapere una cosa, ascoltate bene. Quando noi ci raduniamo, in mezzo a noi chi c'è? C'è la presenza dello Spirito Santo. Giacomo scrive una lettera alla Chiesa e dice: c'è qualcuno in mezzo a voi d'animo lieto? Salmeggi, lode il Signore, glorifica il Signore. C'è qualcuno in mezzo a voi invece che sta male? Preghi, perché il Signore lo libera. C'è qualcuno infermo? Cosa vuol dire infermo? Infermo vuol dire che non si può muovere.
Chiami gli anziani della chiesa, essi vanno a casa sua, lo ungono d'olio e la preghiera della fede lo salverà. Se ha commesso dei peccati saranno perdonati. Ma se tu sei nella chiesa e anche puoi chiedere l'unzione dell'olio, perché sei venuto che stai male, ma puoi chiedere l'unzione dell'olio, però chi opera non è né il pastore, non è né gli anziani della chiesa, ma è la tua fede nella presenza del Signore. Quindi è Dio che opera, è Lui che manifesta la sua gloria. Perché quando noi stiamo insieme c'è la presenza del Signore. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i figli di Dio dimorano insieme nell'unità. Questo è come l'olio eccellente che è sparso sul capo di Aronne. Chi era Aronne? Aronne era il primo sacerdote. Era l'olio che Dio aveva detto ad Aronne di fare per essere la benedizione nel Tempio, quel profumo che andava davanti al trono di Dio. E doveva essere in un certo modo, perché i suoi figli fecero un incenso che non era gradito a Dio e morirono sul colpo. Mischiarono l'incenso. Questo è come l'olio eccellente che è sparso sul capo da loro, che gli cola sulla barba, gli scende sulla vesta, fino all'orlo dei suoi vestimenti. Come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion, perché il Signore ha ordinato che lì dove ci sono i figli di Dio, c'è la sua presenza. Ecco perché è importante che vieni in chiesa. Ma io posso stare anche a casa. Sì, è vero, il Signore starà anche là. Ma Dio ha ordinato la benedizione nella chiesa, nell'assemblea, perché lì ci sono i doni, i carismi, i ministeri. E lì ha ordinato che ci sia la benedizione e la vita eterna. Voi provate a immaginare se noi avessimo una chiesa ripiena di Spirito Santo. Provate a immaginare se al posto di sentire sempre il pastore che predica, che parla, che fa la predicazione, che se la canta, se la gira, se la smesta, se la fa, tutto quanto, noi avessimo invece 100 persone ripiene di Spirito Santo, che si alzano e vanno a pregare per qualcuno mentre stiamo adorando, impongono le mani e c'è una guarigione, una liberazione. Qualcuno che va con una parola profetica vicino a qualcuno e dice: il Signore mi dice questo da parte sua. Qualcuno che fa... Cosa succederebbe qui dentro qua? Vi rendete conto? Vi rendete conto? Ma questa è la Chiesa che Dio ha stabilito. Mi credete? Lo dice in Corinzi. Nella lettera ai Corinzi l'Apostolo Paolo dice... Mamma mia, aspettate che la prendo. Vediamo se... Ecco qua, Corinzi capitolo 14, dal versetto 26. Che conviene dunque fare? Sta dicendo l'Apostolo Paolo, sta scrivendo, guardate che la chiesa dei Corinti era una chiesa benedetta, era una chiesa ripiena di doni, era una chiesa dove c'erano carismi di Spirito Santo, dove litigano addirittura e dicono: il mio dono è superiore al tuo dono, io sono di Paolo, io sono d'Apollo, io sono di queste... E Paolo è dovuto intervenire, ha dovuto dire: qua non c'è né Paolo né Apollo, neanche Gallina, qua c'è uno solo, è Gesù Cristo, il capo della chiesa. Che conviene dunque fare, fratelli, quando vi radunate, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione? Facciasi ogni cosa per l'edificazione. Sta parlando di una chiesa che si riunisce ed ognuno di loro mette a disposizione i doni che Dio gli ha dato. No, pastore, se tu non ci sei, domenica è stato un fallimento perché non c'eri. Mi capite? Tu sei uno strumento valido nelle mani di Dio. Dio vuole usarsi di te.
Quanto più bello sarebbe che tu sai che Dio si è usato di te la domenica, perché mentre stavi lodando il Signore sentivi nel tuo cuore di andare a pregare per Ottavio. Noi abbiamo avuto due giovedì fa, abbiamo avuto un incontro nella piazzetta lì, dove ci incontravamo, no? E allora a un certo punto Ottavio ha detto: pregate per me perché non sto bene. E io stavo parlando, a un certo punto vedo Vlad che parte e mette le mani su Ottavio. Io stavo ancora parlando, lui mette le mani su Ottavio e inizia a pregare per Ottavio. E Ottavio chiudeva gli occhi, io stavo parlando, mi giro e vedo Vlad che sta pregando per lui. Per me è stata una grande benedizione. In mezzo alla gente, in mezzo alla piazza. Veniamo come spettatori in chiesa ad ascoltare la parola. Che bella parola, che bella predicazione, magari questa sera che bello studio, ma io vorrei che tu andassi a casa con la consapevolezza di dire: Signore, usati di me, voglio vincere i miei giganti, voglio essere un uomo, una donna per te, perché io sono chiamato per questo. Mamma mia, questa sera vorrei... Guardate 2 Corinzi capitolo 5 dal versetto 14. Ci siete? Mi date ancora 5 minuti, sì? Guardate cosa afferma l'Apostolo Paolo. Io credo che davanti a questa realtà, davanti a questi versi 14 e 15, dovremmo fermarci tutti quanti, stare in silenzio e andarcene a casa e lasciare che lo Spirito Santo parla ai nostri cuori. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. E che se egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. È pazzesco. Questa è un'affermazione potente. Ti sta dicendo che una volta che tu hai conosciuto Cristo, non vivi più per te stesso, non vivi più per tuo marito, non vivi più per la tua famiglia, non vivi più per i tuoi figli, tu vivi per Cristo. Perché Cristo ti ha salvato. Quindi non ci sono più credenti sterili, ma credenti che vivono per Cristo e che hanno il desiderio di portare Cristo agli altri, perché lo hanno conosciuto, perché non si lasciano imbambolare dalle cose di questa vita. Queste cose di questa vita non ci appartengono. Per questo quando io sento dei fratelli e il vaccino sì, il vaccino no, e facciamo questo, adesso attenzione a chi vota, a chi non voti, è quello che devi fare. A me queste cose non mi interessano proprio niente. Io non sono chiamato a fare queste cose. Io sono chiamato a predicare l'Evangelo. Perché il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno e non c'è un politico che quando prima delle votazioni promettono e promettono e promettono, poi quando arrivano là si scambiano le sedie, si prendono i soldi, li scambiano di loro e sono più fetenti di prima. Ma dobbiamo vedere quello. Non c'è, ditemi un politico in Italia che non ha problemi. Ne abbiamo uno che si è sposato 5 volte, 6 volte, moglie quest'altra, adesso si ricandida di nuovo, 90 anni, si ricandida di nuovo. Sì, però abbiamo l'altra, abbiamo questa. Fratelli, noi siamo chiamati a predicare l'Evangelo. Se la nazione nostra è in queste condizioni è perché la Chiesa non predica l'Evangelo. Questa è la realtà. Perché se noi iniziamo a predicare l'Evangelo, il cuore dell'uomo cambia. E se cambia il cuore dell'uomo, cambia la nazione. Cambia una posizione. Invece no, ce la prendiamo perché, ma sì, io dovevo, attenzione, c'è il microchip nel vaccino, non c'è il microchip, 666, 888, 999, 546, cose impensabili e cadono su queste cose e si distolgono da quello che Dio ci ha chiamato a fare. Dio ci ha chiamato a predicare l'Evangelo, ma quando hanno detto a Gesù, Signore, di a questo che divide l'eredità con me, Gesù ha detto, ma
Chi mi ha chiamato a spartire l'eredità con voi? Ma Signore, Cesare ci dice che noi... Date a Cesare quel che è di Cesare. Prende la moneta e dice che c'è qua? Cesare, dai a Cesare quel che è di Cesare. Dai a Dio quel che è di Dio. Non si è mai intromesso in queste cose. Perché lui è venuto a predicare il regno di Dio. E noi siamo chiamati a predicare il regno di Dio. E quando non lo facciamo, non stiamo facendo quello che Dio ci ha chiamato a fare. E ci stiamo perdendo. E sapete cosa succede? Si alzano i giganti tutte le mattine contro di noi. E ogni giorno esce anche qualcuno nuovo, la paura, l'ansia, il terrore. È un gigante. La paura ti tiene legato. La paura ti lega. La paura non ti fa... Ci sono persone che non escono di casa perché hanno paura. C'è gente che non prende la mano, ha paura. Vive, non esce neanche fuori dalla porta, si affaccia perché hanno paura di uscire. Provate a immaginare. E ce ne sono tanti, più di quello che voi immaginate. Ci sono alcuni che hanno paura di toccarti, si lavano le mani perché... Cioè, quelli sono giganti, fratelli miei. E noi come Chiesa abbiamo la potenza, l'autorità. Predicare l'Evangelo. L'Evangelo ti libera. L'Evangelo ti libera. L'Evangelo libera. Fratelli, ditemi una cosa questa sera. Se non avessimo conosciuto il Signore, dove saremmo noi? Per favore. Dove saremmo? Ma noi abbiamo il Signore. La paura ci viene, ci coglie, però c'è il Signore che mi dice non temere, sono con te. Non me l'ha detto in ospedale, non temere, sono con te. Me lo dice in qualunque luogo, non temere, sono con te. Abbiamo il Signore con noi, fratelli. Ed è per questo che Paolo dice l'amore di Dio mi costringe, io non posso rimanere, non posso tacere, perché io ho conosciuto il Signore. So Lui chi è. Amen? Va bene? Avete qualche domanda? Sono stato duro? Siete stati bene? Allora lo dite a qualcuno domenica, sono stato bene giovedì, in modo che li invogliamo a venire, va bene? Ascoltati lo studio, però è più bello in presenza, perché vedi il pastore quando si arrabbia, vedi la sua faccia. E anche dalla legislazione, che verrà cancellato per l'autorità dello Spirito Santo. Ma tutto quello, Signore, che ho potuto dire, che è guidato dallo Spirito Santo, che possa essere un insegnamento per ognuno di noi. Signore, io desidero come pastore di questa Chiesa che tu mi hai dato questa responsabilità di avere una Chiesa ripiena di Spirito Santo, uomini e donne forti nella fede, perché i tempi sono duri e difficili. Ma Signore, tu sei con noi e la Chiesa ha un'autorità, tu ci hai riempito da noi. Padre, che ognuno di noi possa abbattere ogni gigante nel nome di Gesù, che si innalza ogni mattina con ognuno di noi. Magari qualcuno sta già iniziando a combattere, a pensare di abbattere, che possa prendere l'autorità che tu gli hai dato, Signore, e prendere quella spada come Golia, tagliargli la testa definitivamente. Così non si girerà più, non si alzerà più. Grazie, Padre, per questa sera, grazie per il tuo Santo Spirito, grazie per la fratellanza, per la comunione, grazie per quello che tu stai facendo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Buonanotte, fratelli, buona serata a tutti.